L'Imoco Volley allunga la sua impressionante striscia vincente con oggi sono 48 nella partita odierna con la Zanetti Bergamo delle ex Fersini e Moretto, confermandosi la capolista incontrastata della regular season con l'ennesima dimostrazione di forza di una stagione finora immacolata. Un match senza storia al Palaverde dove le Pantere giallo-blu hanno fatto vedere il solito repertorio, fatto di un attacco micidiale trascinato da una Paola Egonu tornata in grande spolvero, miglior marcatrice della partita con 15 punti e 3 ace, da una difesa che ha trovato in Monica De Gennaro un baluardo imperforabile, non per niente nominata dal pubblico televisivo di LVF TV come miglior giocatrice del match, e delle ottime prestazioni delle due centrali, Folì e De Cruyff, che in tandem hanno messo a segno 23 punti con percentuali da favola e 9 muri. Proprio il muro è stato un altro fondamentale decisivo nella partita del Palaverde con un impietoso 11-2 a favore dell'Imoco Volley, che ha limitato l'attacco orobico tenuto sotto il 30% complessivo con la sola Fossette capace di scalare la doppia cifra a quota 10. C'è stato equilibrio solo fino alla parte centrale del primo set, con Bergamo, che grazie ad una battuta velenosa e alle difese dell'ex Eleonora Fersino, è riuscita a rimanere incollata alle Pantere fino al 17-15. Da lì un Egonu stellare con 9 punti del set, ben coadiuvata da Mackenzie Adams a quota 6, ha preso il controllo del match per tenerlo saldamente in mano fino alla fine. Nessun problema nei parziali successivi per Voloz e compagne con i due allenatori che hanno anche potuto far ruotare tutte le loro panchine. Da segnalare a questo proposito il rientro in campo di Miriam Silla anche in prima linea con buone sensazioni, 6 punti e il 75% in attacco. Ottima notizia sia per l'Imoco che per la nazionale. 25-14 e 25-18 i parziali del secondo e del terzo set per la vittoria numero 22 consecutiva in campionato per l'Imoco Volley Conegliano. Sì, noi ci alleniamo ogni giorno spingendo al massimo e in queste settimane, che abbiamo avuto delle settimane tipo dopo la bolla di Champion, abbiamo lavorato veramente tanto duramente e quindi questo fa sì che poi la domenica entriamo in campo e tutte possano dare il proprio contributo, come si è visto, e facendo anche molto bene.